1 o 2 giorni di fitness, facciamo un consuntivo con Elisabetta Bussi che è stata un po' l'anima, l'organizzatrice di questo evento che si è svolto a Real Monte, ricordiamolo, fra Capo Rossello, fra il teatro e la spiaggia. Ecco, facciamo un consuntivo di questa che è stata questa 2 giorni. Sì, si è conclusa domenica sera il primo fitness event Scala dei Turchi e siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto un buon numero di presenze. In spiaggia le zinne della provincia d'Agrigento hanno animato i bagnanti, si sono tutti molto divertiti. E poi al teatro i 3 presenters di fama hanno tenuto delle lezioni di step, di zumba e di pilates. I presenter che abbiamo avuto sono dei nomi noti e sono Alessandro Olivieri di fitness musicale, Christian Bonnet di zumba e Giampiero Marongiu di pilates. Devo dire che anche al Teatro Costa Bianca le presenze ci sono state e tutti i partecipanti si sono divertiti, hanno lavorato e sono usciti ben soddisfatti. Ecco, come mai questo interesse, diciamo, registrato verso questa manifestazione? È il primo che si viene ad organizzare a Real Monte, proprio perché si vuole sviluppare il turismo anche in questo senso, cioè portare gente appassionata di fitness e di sport nelle coste di Lido Rossello, nelle coste di Real Monte. Abbiamo un bel mare, abbiamo delle bellissime strutture, cerchiamo anche di sfruttarle in tal senso. È stato più seguito quello al mare o quello in teatro, eventi insomma, della manifestazione? Ma al mare la partecipazione era gratuita, era aperta a tutti, quindi chiunque passava si trovava lì e si faceva 4 salti, mentre al Teatro Costa Bianca i veri appassionati di sport e di fitness si sono iscritti e hanno, devo dire, partecipato ben numerosi. Pensate di rinnovare l'evento? Sì, ce lo auguriamo di avere il secondo, il terzo, il quarto e via dicendo di fitness event Scala dei Turchi. C'è stato un supporto da parte dell'amministrazione comunale, ricordiamo che l'evento è inserito nell'ambito delle manifestazioni estive che il Comune di Real Monte ha organizzato quest'anno. Sì, sì, senza ombra di dubbio il Comune è stato il promotore di questo evento e si è appoggiato all'associazione Filcresi della signora Marzia Filippazzo. Ci auguriamo che sia il primo di una serie di eventi, avere il Fitness Event 2019, 20, 21 e così via dicendo.